Paola Antinoro, nuova segretaria di Fratelli d'Italia, ecco quale sarà il corso che darà al partito ad Agrigento? Sì, per il 2025 è cominciata la stagione congressuale che ci vede tutti impegnati nella celebrazione dei congressi comunali in tutti i comuni della provincia di Agrigento, tutti i comuni regionali e in tutta l'Italia. E proprio perché il congresso sarà un'opportunità per Fratelli d'Italia di adeguarsi ai cambiamenti e di radicarsi sul territorio. È uno strumento di democrazia che chiaramente legittima il ruolo del coordinatore e del coordinamento, il quale diventerà un punto di riferimento per i nostri eletti delle liste di Fratelli d'Italia in ambito locale, diventerà punto di riferimento per tutti coloro che si vogliono avvicinare al mondo della politica e vogliono aderire in Fratelli d'Italia. Noi lavoreremo in maniera capillare sul territorio, vicino ai nostri consiglieri, ai nostri assessori e ci prepareremo alle nuove amministrative per il 2026. E chiaramente il nostro lavoro verrà supportato dalla deputazione regionale e nazionale, nella persona dell'onorevole Giusavarino e dell'onorevole Calogero Pisani. Lavoreremo appunto accanto ai nostri consiglieri e ai nostri assessori proprio per attenzionare quelle che sono le problematiche che riguardano Agrigento. Commissario onorevole Sbardella, oggi ad Agrigento è il suo primo incarico come commissario, ecco quale sarà la sua mission? Allora, la mia mission principale è quella di fondere i due territori in cui era stata suddivisa organizzativamente la regione Sicilia. Noi avevamo un coordinamento Sicilia occidentale e un coordinamento Sicilia orientale. Procederemo a questa unificazione per far funzionare meglio le strutture e per dare maggiori risposte al territorio, organizzando il partito sul territorio con apertura di nuove sedi, con nomina di tutti i coordinatori comunali, comune per comune. Ecco, sarà un incarico un po' difficile, insomma, considerando anche che il partito cresce, le anime sono diverse, quindi confluire su un senso unico, su un nome, credo che sia un po' difficile, no? L'incarico è, non lo ritengo un incarico difficile, perché abbiamo una classe dirigente eccezionale che finora ha lavorato tantissimo, ha ottenuto ottimi risultati. Cercheremo di crescere ancora di più, di radicare il partito sul territorio e con questa bella classe dirigente che abbiamo non sarà difficilissimo. Una valutazione su questo primo congresso ad Agrigento? Agrigento è una città importante per la Sicilia, è una città che conoscono in tutto il mondo per le bellezze che hanno. Oggi questo primo congresso cittadino di Fratelli d'Italia, a cui lei partecipa? Sì, oggi diciamo che è un evento importante per la città di Agrigento. Fratelli d'Italia fa il congresso cittadino, oggi verrà eletta come segretaria cittadina Paola Antinoro, la quale ha sempre meritato, è una militante di Fratelli d'Italia che ha sempre meritato, ha lavorato per il bene del partito, soprattutto è stata sempre molto attenzionata, ha sempre attenzionato molto la città di Agrigento. Oggi Fratelli d'Italia quindi rinnova i suoi organi cittadini, naturalmente anche in prospettiva di elezioni future e anche di una programmazione del territorio di iniziative di Fratelli d'Italia. Il partito in provincia di Agrigento è un partito in grande crescita, abbiamo avuto adesioni in tutti i congressi comunali che stiamo celebrando proprio in questi fine settimana, per cui anche ad Agrigento segniamo questa crescita, questa organizzazione e radicamento nel territorio. C'è tanta gente che guarda con simpatia al lavoro fatto da noi sul territorio, ma soprattutto al grande lavoro che sta facendo la nostra leader Giorgia Meloni, che è instancabile, che è competente e che sta ridando dignità all'Italia. Questo è un motivo per cui la gente vuole avvicinarsi a Fratelli d'Italia. L'organizzazione è improntata con il segno di inclusività e di apertura rispetto a queste energie sane che nell'area di centrodestra ci sono e che vogliono avvicinarsi a Fratelli d'Italia. Una sua valutazione sul commissariamento che è arrivato?
ma noi lo sapevamo già da diversi mesi che c'era la necessità, che era stata un po' sollevata da tutti, di riunificare il partito con un'unica regia. La scelta era su un deputato nazionale, Luca Sbardella è sempre stato vicino alle nostre iniziative alla Sicilia, per cui è assolutamente utile, anche se va dato merito a Giampiero Cannella per il lavoro che ha fatto in questi anni nella Sicilia occidentale. Noi abbiamo avuto riferimento certo, è una gran persona per bene, ma è chiaro che un partito che cresce non può avere due voci, ne deve avere una unica. Presidente Lasse Calvagno, qui al primo congresso cittadino di Fratelli d'Italia, ad Agrigento, Capitale 2025. Sì, siamo ad Agrigento e siamo molto contenti di poter essere qui ad ospitare il nuovo coordinatore, il nuovo commissario regionale Luca Sbardella, a cui facciamo un in bocca al lupo. Ringraziamo per il lavoro svolto sino a questo momento sia Giampiero Cannella che Salvo Pogliese come coordinatori regionali. È certamente un momento importante perché c'è attenzione da parte dei parlamentari e di tutta la classe dirigente di Fratelli d'Italia a livello nazionale, e soprattutto è bello vedere che ci sono ancora dei circoli che aprono, a differenza possibilmente di altri che invece chiudono o non si occupano di quella politica territoriale che riteniamo sia il sale che possa condire le nostre giornate e soprattutto far sì di poter percepire quelle che sono le esigenze del territorio. Presidente, mi scusi una domanda, ma si perderanno questi fondi europei per il riarmo dell'Europa? Ieri è uscita questa notizia, lei come Presidente dell'AS cosa ci può dire? Questa è una domanda che, le dico la verità, non dovrebbe essere tanto rivolta a me, ci sono diversi eurodeputati che ci rappresentano, abbiamo un ottimo premier Giorgia Meloni che si sta occupando e ha parlato, se non ricordo male, di non utilizzare la parola di riarmo, ma ha voluto utilizzare altre parole. Credo che ci sia grande attenzione, noi siamo certamente per trovare una sintesi che sia quella della pace. Oggi celebriamo qui ad Agrigento, città del capoluogo, il congresso di Fratelli d'Italia. La campagna congressuale è stata meravigliosa e bellissima, all'insegna dell'unità, per dare ancora maggiore forza al nostro partito, per servire il nostro territorio che è la provincia, ma anche la regione siciliana e la patria, come ci ha insegnato il nostro leader Giorgia Meloni. Senatore Marinello, a questa iniziativa, oggi primo congresso ad Agrigento in un momento di crescita ma anche di commissariamento, la sua valutazione? Sì, questo è un grandissimo passaggio, già si sono celebrati i congressi in circa 10 città importanti della provincia di Agrigento, continueranno altri congressi. Il passaggio ad Agrigento, la città capoluogo, è fondamentale, è importantissimo per dare regolarità e continuità all'azione politica del partito in grande crescita e che oggi esprime, come tutti sappiamo, il capo del governo.